Ciao Renzo! Professor Maggi, lei è sempre brillantissimo. Stiamo migliorando? Lentamente. Lentamente perché, come dicono in Lombardia, le dura. Allora, viaggio nella provincia di Rovigo. Mentre nel Basso Polesine ci sono comuni abbastanza grandi, cioè 14-25 mila abitanti, Adria con 14.000, Portoviro 10.000, Taglio di Po e Portotolo. Qua nell'Alto Polesine, visto che qua oggi siamo nell'Alto Polesine, tutti piccolissimi paesi. È il grande... Si cerca di fare, come si chiama la cosa, di servizi, unione, eccetera. L'unione di servizi più che altro. Noi dei servizi, ogni tanto si fa qualche unione di servizi. Si è provato a fare le fusioni e le fusioni sono state tutte bocciate dalla popolazione. Perché sono state bocciate? Io ho un'idea. Dimmela. L'idea è perché siamo una popolazione anziana. E questo è vero. E siamo una popolazione anziana, tutta la provincia di Rovigo, però non c'è nessun strumento per invertire questo. No, infatti mancano gli strumenti perché la popolazione anziana, cioè diciamo la verità, l'anziano mantiene lo status quo, qualsiasi roba nuova, no? Sì, è vero. La rivoluzione fanno i giovani. Provata a fare la fusione con qui da Poesè, no, ma te pare qui da Canaro, ma te pare che va a mangiare, ma te pare che va a trovare a farmacia qua, ma te pare. Il problema vero però, come hai molto giustamente individuato tu, è l'Alto Polesine, perché sono tutti comuni da 600, 700, 800, 900, 1000 abitanti. È la nostra... lì è da sperare che l'amministrazione nazionale determini... Però se non si risolve il problema che abitare in questi posti qua sia appetibile, si stia bene perché ci sono dei vantaggi particolari, diventerà sempre più vecchia come e poi tra l'altro, forse l'abbiamo parlato un'altra volta, c'è anche un discorso di decadimento delle abitazioni eccetera e anche il valore, bisognerebbe trovare il sistema per valorizzare le case invece di svenderle, che poi dopo svendendole vanno in mano a persone che non se lo possono permettere, quindi non c'è neanche il concepire la casa come abbiamo noi, sto parlando di extracomunitari fondamentalmente, senza fare polemiche, però effettivamente vendono e comprano una casa a 10.000 euro e dopo la lasciano lì, e porta degrado questo. Il problema, un giovane non resta qua. Come facciamo allora, per invertire il decadimento anche di svariate, che si può articolare in svariate terminologie, c'è bisogno nella nostra provincia, non so come fare, qualche idea, di potenzialità aggregative come Amazon. Non così grandi, ma l'importante è portare qui imprenditori che... Però guarda, anche se... Però noi siamo una provincia, sai, secondo me non è noto il fatto che qui abbiamo tutto. Però sempre... Da internet alla viabilità, ai poli commerciali, ai poli che riguardano la corrente elettrica, cioè noi tutti i servizi li abbiamo tutti, perché altrimenti chi c'è se ne andrebbe. Il problema vero è che se ne vanno i figli. Però guarda, sempre nel mio viaggio nella provincia scopro che in certe, mi viene in mente Canaro, ha 4-5 industrie importanti che io non sapevo neanche esistessero, Fiesco Umbertiano anche, c'è da Cargill a Castelmassa, il Basso Polesine, solo tra Portoviro, Taglio di Po e Rosolina ci sono industrie importanti, cioè non è che ci sia solo Amazon che può fare la differenza perché impiega 2000 persone. Guarda che... E questo qua che mi meraviglio che ciò nonostante non riusciamo a crescere e non diventare appetibili. Perché bisogna aumentarne il numero. Perché ho citato Amazon, al di là dei 1500 dipendenti? Perché prima che ha invertito l'ordine dei fattori, tu hai citato la Cargill. Sai quanti anni ha che Cargill è a Castelmassa? Penso sarà minimo 60 anni. No, molti di più. Di più anche. Una volta si chiamava la Feccola. Sì. Infatti dicevano a Castelmassa,
o ti andare a lavorare in Feccola, era come la sicurezza in un posto che è in mezzo alla campagna, cioè non è che... Però il comune di Castelmassa ha fatto cose incredibili pur di tenere hanno rinunciato al campo di calcio pur di dargli lo spazio per allargarsi. Noi non abbiamo tante realtà. L'Endinara, un bellissimo polo, Badia, un bellissimo polo. Amazon è stata il primo grande investimento che ha invertito l'ordine dei fattori. Noi però abbiamo bisogno di aumentarne il numero. Secondo me adesso si sente la mancanza di uno strumento operativo svelto, snello ma efficace come il consorzio di sviluppo, che va a cercare, non come era, ma l'intuizione del consorzio che andava a cercare a proporre la nostra provincia. Per esempio, è vero, c'è la ZTL, questa è un'opportunità da sfruttare, però ci aiuta nel salto di qualità. Bisogna trovare il modo che i sindaci stiano più assieme con un organismo. Un'idea potrebbe essere l'ANCI provinciale, perché i sindaci insieme sono una forza. I sindaci ognuno per conto suo sono una debolezza. Siamo una debolezza, mentre sono giovani, bravi, preparati e determinati. In questo tuo giro, guarda che io guardo con grande attenzione l'intervista che fai, e per esempio bisogna complimentarsi con il sindaco del comune di Castelmassa, che ha avuto il coraggio, unico sindaco, di dire: ragazzi, dobbiamo fare le fusioni, perché se non facciamo le fusioni qua moriamo di inedia. E quindi c'è questo strumento, secondo me, così impariamo a credere più. Parola nostra che siamo anzianotti, però abbiamo ancora un po' di visione. Sì, assolutamente. Tanto d'altronde i 70 sono i nuovi 50, quindi magari. Arrivederci, buona giornata.